non sta veramente né in cielo né in terra. Arroganti. 049 63 11 11. Beh, insomma, ce n'è che si parla. Patrizia Badì, quando si dice ci vorrebbe la rivoluzione, no? Ma allora è molto semplice, non me ne vogliono le persone qua davanti. Percorso di decolonizzazione, percorso legale, sancito dal diritto internazionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale ha emanato la tutela gens venete. Che sarebbe? È un soggetto che opera sui territori tutti veneti, che noi abbiamo fatto una rivendicazione storica per far valere i trattati internazionali, perciò e abbiamo rivendicato i territori originali della Serenissima, compreso Istria, Dalmazia, Bergamo, Brescia. Ecco. Scusi Patrizia Badì, capisco, sì, è molto interessante. Vengo al dubbio. Ma venendo diciamo, alla concretezza. Allora. La signora ci ha appena chiamato Raffaella da non so da dove ci abbia chiamato, Lombardia, non so. Vabbè, fatto sta. Mettiamo che Raffaella è una cittadina veneta, no? Certo. La quale si trova in questa Corato, situazione. Per un periodo non ha potuto pagare il gas, adesso sta sanando la sua posizione, le hanno chiuso il gas e la fanno morire. È illegale, va in violazione al diritto dell'uomo. Bene, se ci fosse l'autodeterminazione dei popoli allora, cosa cambierebbe per se la signora fosse sui territori veneti, il Comitato di Liberazione, tramite tutela gens venete e gli avvocati di diritto internazionali che collaborano con noi, sarebbe già tutelata e il gas non gliel'avrebbero staccato. Al momento noi abbiamo rigettato, perché la parola giusta è questa, 54 milioni di euro di cartelle Equitalia e Agenzia delle Entrate. Attenzione. In questo caso la signora potrebbe andare anche in comune, perché anche il comune può intervenire qui. Credo che potrebbe intervenire anche il comune. Non me ne voglia. Non ho capito quale comune sia, perché non ho sentito bene. Mi pare della Puglia. Allora, siccome io tratto spesso i sociali anche qua in Veneto, sì? mi sembra che sono molto a contatto con queste situazioni qua giornalmente, anche perché noi come comitato logicamente affrontiamo anche situazioni dove andiamo in aiuto alle famiglie venete. E non me ne voglia nessuno, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa? Da quando è avvenuto l'unità d'Italia, anzi se è avvenuta con il plebiscito truffa del 1866, tra l'altro noi possiamo fare... Eravamo austriaci fermi, prima. no, fermi. No, eravamo austriaci prima di diventare Era Italia. Un'occupazione, no, ma lei è veneto però di natura, ma scusi, lei è veneto... No, lei è un venetico, il popolo veneto esiste da più di 3.000 anni. Sì. La Repubblica della Serenissima, scusatemi, ve lo dico io, non sono neanche marchesca di nascita e dovreste saperlo più voi che non io, va bene? È nazione storica d'Europa, 1140 anni, no regione italiana veneta, nazione storica italiana. E per questo noi possiamo rivendicare... C'erano anche i comuni, allora anche Ferrara faceva per conto suo. Ascolti. finire, con l'avvento dell'unità d'Italia, sì? a partire anche dai popoli meridionali, vero? Ha distrutto tutto, perché le fabbriche che erano le hanno distrutte tutte, quelle c'era il meridione, hanno massacrato gente, in Veneto che ha portato la pellagra, l'esodo veneto dopo l'avvento d'Italia è secondo solo all'esodo degli ebrei, non lo dice nessuno, dal 1866 al 1977 5 milioni di veneti spariti e ancora oggi sta sparendo. Quindi scusatemi, ma di che cosa stiamo parlando? In tutto il mondo sono andati. Sì, sono andati in tutto il sono mondo. Pezzi del ma Brasile, di che cosa stiamo per esempio parlando? Rio Grande do Sul, sono pieni di veneti. Ma non ne parla mai nessuno. No. Non lo parlano mai, ma questi sono fatti storici che tutti i veneti, e non parlo degli italiani residenti nella regione Veneto, ma veneti. C'è stata questa diaspora. Capito? Sì. Allora, scusate, non vi sembra che sia abbastanza un'occupazione da 150 anni di uno Stato militare straniero che ha ridotto queste terre a terre bruciate, a popolazioni che devono andare a mangiare in mezzo all'immondizia? Senta Patrizia Badì, il referendum che adesso il governatore del Veneto Luca Zaia propugna allora, scusate. Non vi interessa. Allora, posso parlare? Allora, il popolo veneto non deve secedere dall'Italia. Ah no? No, perché la Repubblica della Serenissima è sempre stata nazione storica d'Europa. Faccio un piccolo paragone. La Catalogna deve fare la secessione, deve fare un referendum. Perché? Perché non è mai stata nazione. Sì. I territori veneti, la Repubblica della Serenissima, invece?
è sempre stata nazione, era già indipendente, è stata occupata militarmente dai francesi, dagli austriaci e dopo dagli italiani, con un plebiscito truffa perché qua il decreto parla che già a luglio lo Stato italiano aveva occupato i territori veneti. Detto questo, forse non lo sapete, la legge 212 del 2010, sì. So se qualcuno la conosce, questo è tutto il decreto legge, dove il ministro Calderoli, ministro alle semplificazioni, nel 2010, se mi permette leggo testualmente, sì. Abrogazione di disposizioni legislativi statali a norma dell'articolo 14,14 quater della legge 28 novembre 2005 numero 246. Va bene, supplemento ordinario numero 276. Nota entrata in vigore del provvedimento 16-12-2010. Sono elencate. Vabbè, questo lo ve le leggo. Le principali leggi o decreti abrogate con la legge in oggetto riguardanti i territori e le province venete, ex austriache, principalmente. Lui ha abrogato il decreto regio 3300 del 4/11/1866, con il quale le province delle Venezie e quelle di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Non solo. Ha abrogato anche la legge 3841 del 18/7/1867, con la quale è data forza di legge regio decreto, fermi un attimo, se no allora parlate solo voi, decreto 4 novembre 1866, col quale fu dichiarato che le province delle Venezie e quelle di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Quindi? Questo vuol dire, loro avevano un anno di tempo per recuperare questa cosa, non l'hanno mai fatto, vuol dire che i territori veneti e Mantova sono tornati al 19 ottobre del 1866. Infatti io a Brescia, al processo il 30 di settembre, io, Gabriele Perrucca, fra l'altro fondatore del Comitato di Liberazione Nazionale, ci tengo a dirlo, Tiziano Lanza, Flavio Conti, mio marito Luca Evangelista e Frère, abbiamo fatto il difetto assoluto di giurisdizione per materie e territorio dello Stato italiano sui territori veneti e il giudice ha dovuto accettarlo. Certo. Ma allora vuol dire che noi, cosa vuol dire? C'è il de facto e c'è il de jure. Il de facto è la consuetudine. Lo Stato italiano è ancora sui territori, sì. Giusto? Sì. Giuridicamente noi siamo già liberi. Giuridicamente in qualsiasi tribunale del mondo vince il de jure, non vince il de facto. E lo Stato questo lo sa. Per questo l'atto terroristico fatto l'altra settimana nelle nostre abitazioni è stato fatto in maniera apposta per allontanare le persone dalla verità e dal settore di libertà. Quindi per intimidirvi. Certo. Un attimo solo, Patrizia Vadì. Pronto chi parla? Sì, pronto, buongiorno. Chi è? Salvatore da Palermo. Dica.